Qua va bene? Buon pomeriggio a tutti e a tutte, benvenuti. Questo è il quarto e ultimo appuntamento della rassegna IRSE Narratori d'Europa. Oggi il romanzo di cui parleremo si intitola Libera. Ci spostiamo un po' indietro nel tempo, negli anni 90 in Albania. Parliamo sempre di che cosa significa diventare grandi alla fine della storia, come recita lo stesso sottotitolo del romanzo. Alla fine della storia inteso un po' come quando alla fine delle ideologie, quando crollano le ideologie, che è ciò che è successo negli anni 90 in Albania, ma che è anche una cosa che possiamo forse ritrovare, è attuale anche ai giorni nostri e per le generazioni, per le giovani generazioni di adesso. Cos'altro dire? Beh, ringrazio Stefania dopo questi 4 incontri che sono stati sicuramente ricchi di cose interessantissime. Come sempre il tutto si concluderà con la consueta intervista doppia, come avete visto durante tutti gli appuntamenti, oggi sui temi del romanzo, che sono quelli della libertà, della democrazia, dei diritti civili, eccetera. Basta, è tutto. E lascio la parola a Stefania. Cortesemente di mettere il video. L'AIUP parlava già un ottimo italiano, credo acquisito con la televisione, giusto professoressa? Qui la vediamo, Stefano Gallerani ha ritrovato delle immagini straordinarie di l'AIUP undicenne, e perché sono anche molto carine per il quadro familiare che le faranno rivedere. Non hai più voglia di venire in Italia? La voglia ce l'ho sempre. L'Italia è un paese ricco, mentre l'Albania è un paese povero. È proprio come nella favola della formica, della cigala e la formica. Così. E poi non c'è cieco che non vuole occhi. Sì, è vero. Ma non voglio andare in Italia per sempre. Mai più. Vuoi sperare di vivere qui in libertà? In una migliore situazione, certo. Lasciamo Lea e la sua bella famiglia, il papà, la mamma, il fratellino Lani e la nonna, la sua vera maestra. Dopo tante sofferenze, la nuova Albania è già cominciata. Allora, in inglese questo libro si chiama Free ed è sicuramente il titolo più pregnante, perché in italiano dobbiamo dire libera e quindi pensiamo all'autrice Lea Ipi, e invece Free non ha genere, quindi allude sia all'autrice che alla libertà dopo la chiusura dell'Albania. Un piccolo riferimento storico perché possiate seguire il racconto, no? Nel 1939 Mussolini, per contrastare le azioni belliche tedesche in Cecoslovacchia, ha deciso di occupare l'Albania, che aveva già dei trascorsi, delle relazioni con l'Italia fascista. E Re Zog, che allora governava, riparò in Grecia e quindi l'Albania diventò nel 1939 un accorpamento del territorio italiano e re Vittorio Emanuele III di Savoia diventò il re d'Albania. Le cose cambiarono radicalmente nel 1944, quando si formò un movimento di stampo nazionalistico e decisamente a carattere comunista, con a capo un leader, Enver Hoxha. E questo movimento ebbe la meglio anche con l'aiuto della Brigata Gramsci, quindi di ex militari italiani. Dal 1946 al 1990 l'Albania è stata un regime comunista
e decisamente uno Stato non solo stalinista, ma isolazionista, nel senso che ha progressivamente lasciato interrotto i rapporti prima con la Jugoslavia nel 1948, poi quando si è insediato il potere nell'URSS con Khrushchev, naturalmente con la destalinizzazione, quindi con una critica feroce alla personalità di Stalin, ha deciso l'Albania di allontanarsi anche dalle relazioni con l'Unione Sovietica e poi negli anni 70 ha rotto anche con la Cina. Quindi è stato un po' l'unico baluardo, si considerava l'unico fronte di resistenza del marxismo. Se consideriamo questo piccolo cappello, capiremo meglio che cosa andiamo a leggere. Perché? Perché questo è un memoir, è la storia, il ricordo di una ragazzina, avete visto l'autrice da adulta, ma anche da bambina. Lea Ypi è nata nel 1979 e negli anni '80, quindi quando c'era il regime comunista di cui vi dicevo, di Enver Hoxha e l'isolazionismo, lei frequentava, vedrete, le elementari. Nel 90 accade che comincia a entrare in crisi questo sistema, l'Albania si apre verso l'Occidente e questo coincide con l'ingresso nell'adolescenza della ragazzina. Per questo parliamo di un momento di transizione sia individuale che collettivo. Vediamo come racconta Lea Ypi il momento in cui nel 90 si trova imbottigliata in mezzo a una manifestazione di persone che reclamano la democrazia e la libertà, lei che a scuola ha sentito sempre parlare dello zio Enver, dello zio Stalin e ha sentito una propaganda tutta a favore di queste figure e quindi non ha mai neanche pensato di non essere libera, non riesce a capire che cosa significhi questa manifestazione che inneggia alla libertà. Forse è vero che Stalin amava i bambini ed è possibile che i bambini amassero lui. Quel che è certo, di una certezza assoluta, è che io non l'avevo mai amato quanto in quell'umido pomeriggio di dicembre, in cui mi precipitai dal porto al giardinetto accanto al Palazzo della Cultura, sudata, tremante, con il cuore in gola. Tanto da temere di sputarlo fuori, avevo corso come una forsennata per più di 1 chilometro, quando infine avvistai il giardinetto. Nel momento in cui Stalin si stagliò all'orizzonte, capii che ero al sicuro. Lui era là, solenne come sempre, con il suo cappotto modesto, le semplici scarpe di bronzo e la mano destra tra i bottoni, come per sostenersi il cuore. Mi fermai, mi guardai intorno per accertarmi che nessuno mi seguisse, poi mi avvicinai, con la guancia destra premuta sulla sua coscia e le braccia troppo corte per circondargli le ginocchia, diventai invisibile. Mi sforzai di riprendere fiato, chiudendo gli occhi e cominciando a contare. 1, 2, 3. Arrivata a 37, non sentivo più abbaiare i cani. Il rimbombo di passi sull'asfalto si era ridotto a un'eco lontana. Solo di tanto in tanto coglievo gli slogan dei manifestanti. Libertà! Democrazia! Libertà! Democrazia! Quando mi sentii davvero in salvo, mi staccai da lui, sedetti a terra e lo studiai con più attenzione. Le ultime gocce di pioggia sulle scarpe si erano asciugate e la vernice sulla giacca aveva cominciato a scrostarsi. Era proprio come l'aveva descritto la maestra, un gigante di bronzo, con mani e piedi molto più grandi del previsto. Piegai la testa all'indietro, alzando lo sguardo per vedere se i baffi gli coprivano davvero le labbra e se sorrideva con gli occhi, ma il sorriso non c'era. Niente occhi, niente labbra, non c'erano più nemmeno i baffi. I vandali gli avevano rubato la testa. Mi tappai la bocca con una mano per soffocare un grido.
Com'era possibile che Stalin, il gigante di bronzo dai simpatici baffoni che vegliava sul giardinetto del Palazzo della Cultura, già molto prima della mia nascita, fosse stato decapitato? Come potevano aver staccato la testa all'uomo che era lo spirito del mondo su un carro armato? Come avrebbe detto Engels se solo avesse incontrato? Perché? Che cosa volevano? E perché continuavano a gridare libertà, democrazia, libertà, democrazia? Che significava? Non avevo mai pensato granché alla libertà. A quale scopo? La libertà non ci mancava, anzi, io mi sentivo così libera che a volte la libertà mi sembrava un peso e di tanto in tanto, come quel giorno, una minaccia. Alla manifestazione c'ero finita per sbaglio e non sapevo neanche bene per cosa protestassero. Giusto un paio d'ore prima ero sotto la pioggia davanti ai cancelli della scuola a decidere quale strada prendere per tornare a casa. Potevo andare a sinistra, a destra oppure dritta. Ero libera di scegliere. Ogni tragitto presentava sfide diverse, perciò dovevo soppesare i pro e i contro, riflettere sulle conseguenze e imboccare una direzione, consapevole del rischio di pentirmene. Come quel giorno ero stata libera di scegliere la mia strada e avevo preso quella sbagliata. Allora, questa immagine, l'immagine di una bambina che si ritrova a scappare dai manifestanti che parlano di una libertà, lei dice: ma io ce l'ho già la libertà, ho scelto, la libertà è scegliere, io ho scelto per esempio di prendere questa strada, quindi non si sente privata della libertà. E mentre scappa si rifugia in questo giardinetto e vede la statua di bronzo di Stalin, che per lei è il protettore, perché la maestra questo le ha insegnato, la propaganda questo le dice. La vede decapitata e in quel momento lei si accorge che qualcosa sta cambiando e quel momento sono gli anni 90, detto che è dicembre del 90, inizierà un percorso che non sarà solo la fine dell'innocenza infantile, ma sarà anche appunto il passaggio, la transizione del paese dal regime comunista a una visione del mondo più vicina a quella occidentale e liberale. Ma soprattutto in quegli anni 90 lei scopre che la famiglia le ha taciuto qualcosa. Lei è cresciuta andando a scuola pensando che Stalin sia lo zio, che Lenin pure sia uno zio, un protettore, e non sa che a casa ci sono persone che la pensano diversamente, sono dissidenti. Addirittura il nonno è un socialista progressista che è finito in carcere e non sa che il papà, proprio per questo motivo, perché suo padre è stato in carcere, non può svolgere quello che vorrebbe, non so, per esempio iscriversi a matematica, che avere una certa biografia, cioè dei parenti che non la pensano come il partito, significa essere segnati, essere perseguitati, essere deportati. Perché la famiglia glielo nasconde? Beh, da un lato perché non vuole spegnere gli entusiasmi di una bambina che a scuola sente parlare di una propaganda, è cresciuta all'interno di un'ideologia, sogna di diventare una cittadina modello e i genitori non vogliono spegnere i suoi sogni. Dall'altra è certamente pericoloso se la bambina sapesse e dicesse a scuola quella che è la realtà della famiglia, e cioè che la famiglia è dissidente, i membri di quella famiglia rischierebbero davvero molto. E quindi soltanto in quell'anno 90 inizia lentamente a capire una realtà che le è stata taciuta. Una delle figure più belle di questo libro è quello della nonna. La figura della nonna Ninì, che come avete sentito dall'intervista è colei che davvero cresce Lea Ipi. Pensate, questo memoir è stato scritto
a Berlino durante il lockdown, mentre Lea Ypi, che oggi è una professoressa di filosofia alla London School of Economics e ha il doppio passaporto albanese e britannico, in quel momento era a Berlino, c'era il lockdown e i figlioletti, uno di 4, uno di 6, uno di 11 anni, la perseguitavano perché mamma mi aiuti a fare i compiti, c'è la DAD. E lei non riusciva a concentrarsi per lavorare, si è rinchiusa in una cabina armadio. E questa chiusura nella cabina armadio forse le ha fatto pensare pure alla chiusura dell'Albania in cui è vissuta, perché vi ho detto è un paese che è stato profondamente isolazionista. E poi le veniva sempre in mente quello che le diceva sua nonna: se tu vuoi capire il futuro devi tornare indietro nel passato. E quindi ha scritto questo memoir proprio per andare a scoprire le proprie radici, in questa circostanza quasi assurda del lockdown e della cabina armadio. Bene, la nonna Ninì era, pensate, di Salonicco che negli anni 20, quando nasce questa signora, apparteneva all'impero ottomano, però l'impero ottomano ormai stava decadendo. Questa signora veniva da una famiglia nobile, privilegiata, agiata, però essendo sposata con un uomo che era un socialista progressista arrestato dal partito, in più di famiglia nobile e agiata, è stata non solo deportata, ma le sono stati confiscati i beni dal regime di Enver Hoxha. E quindi è una donna che intanto cova certamente un rancore sotteso contro il partito, ma non lo può esprimere alla nipotina, ma adora il francese, vuole parlare a tutti i costi il francese, perché per lei il francese è l'identità perduta, è la famiglia, quando appunto si stava a Salonicco, quando c'era, l'agiatezza economica, e vorrebbe tanto che la nipotina parlasse in modo fluido questo francese. Arrivano addirittura i familiari di Lea Ypi a iscriverla alla scuola prima del tempo. C'è una commissione che valuta se tu puoi, se sei idoneo, diciamo, ad entrare nella scuola, e la bambina fa tutte le sue belle prove, lettura, scrittura, matematica, ma la commissione del partito non è ancora convinta. Allora la nonna dice: beh, vi faccio vedere che mia nipote sa il francese, facciamole leggere il francese. Ma non ci sono libri in francese perché appunto siamo nel regime, e in un regime chiuso. L'unico libro che si trova in francese è una traduzione di un libro di Enver Hoxha, appunto il leader del partito. La bambina inizia a leggere e comincia non riesce a pronunciare una parola che in realtà conosce, che è collettivizzazione, cioè il mettere in comune le cose. Ma lei è contraria al francese inconsciamente, quindi non riesce a pronunciarlo. E perché è contraria al francese questa nipotina? Perché a scuola i compagnetti, quando sentono che lei parla francese, la bullizzano, la prendono in giro, le dicono compagna, mademoiselle, la prendono in giro, e lei insomma non vuole sentirsi diversa, ha soltanto 5-6 anni, no? Quindi il francese, che per la nonna è l'identità, il privilegio, il passato, ciò che l'ha, come dire, contraddistinta, per la nipotina diventa il segno dell'infamia. E ci sono altri segni, per esempio in un clima come quello dell'Albania degli anni '80 non si possono avere oggetti di lusso. Sentite invece che cosa succede quando lei sta per fare il suo ingresso a scuola. Perciò alla fine dell'estate 1985
Io non vedevo l'ora di cominciare la scuola. La mamma mi aveva già insegnato a leggere e scrivere, in parte per migliorare il mio albanese, ancora zoppicante, dato che in casa mi parlavano tutti in francese, e in parte perché mi arrangiassi da sola con la vecchia raccolta di fiabe russe che era appartenuta a lei. Il mio 6° compleanno cadeva una settimana dopo la data di inizio dell'anno scolastico, ma in anticipo sul giorno. I miei mi regalarono comunque una cartella di cuoio rosso. Io la trovai stupenda finché non mi accorsi che le cartelle degli altri erano tutte marroni o nere e in genere con la maniglia, non le cinghie. Pochissimi portavano la cartella sulle spalle. Quelle marroni e nere si vendevano ogni anno nello spaccio dei pioneri, poco prima dell'inizio della scuola, insieme ai grembiuli neri, al fazzoletto rosso e al resto dell'armamentario: quaderni, biro, matite, righelli, compassi, squadre e tute da ginnastica. Le cartelle rosse erano una rarità. Comparivano per pochi giorni nei magazzini e di solito finivano prima di arrivare ai negozi. Nel mio caso si trattava dell'ennesimo dettaglio che mi trovavo costretta a giustificare con gli altri, insieme ai vestitini ricamati e con l'orlo di pizzo che indossavo il 1° maggio o alle passeggiate della domenica, i sandali di cuoio bianco fatti su misura dal padre calzolaio di Marsida o il mio cappotto di lana realizzato a maglia sul modello di una foto strappata a una rivista di moda per bambini, contrabbandata chissà come nell'Occidente. Quindi è una bambina che da un lato vuol crescere, secondo quella che è la propaganda, uguale agli altri, per cui se ha una cartella diversa, un cappiottino diverso, se parla francese, gli altri la prendono in giro. Però in famiglia, dove ci sono dei dissidenti, la mamma è un'appassionata della Thatcher. La mamma è una che crede nel liberismo economico. Figurarsi se non vuole che la figlia abbia la cartella rossa o il cappottino come in Occidente. E questo però non può palesarlo alla bambina. Agisce, procura il cappottino, la cartella, ma non le spiega perché, e la bambina interpreta solo: io sono diversa, mi prendono in giro. Certo, però, Lea Ypi, che adesso insegna politica, appunto, anzi teoria marxista alla London School of Economics, che cosa fa? Certamente conosce i limiti di quell'Albania degli anni '80, di quel regime comunista, di quella chiusura entro cui è vissuta, però rimpiange pure delle cose. E quali sono queste cose che imputa al nostro sistema, che ormai conosce, è suo? La mancanza di solidarietà. L'individualismo domina l'Occidente. Ognuno di noi fa i conti su se stesso e con se stesso, mentre lei ricorda i giorni in cui dovevano fare la fila per prendere pane, querosene, e mentre facevano la fila, siccome poi dovevano andare a prendere da un'altra parte qualcos'altro, naturalmente cosa faceva? Si allontanava la persona che faceva la fila lasciando qualcosa al suo posto, un pezzo di stoffa, una bottiglia, qualche elemento che fungesse da sostituto. E naturalmente, mancando la persona dalla fila perché ne andava a fare un'altra, qualcuno poteva anche spostare gli oggetti. E allora si stabilivano delle alleanze. Senti, mi guardi la bottiglia che io intanto vado a far la fila di là? E queste alleanze creavano amicizie e queste amicizie diventavano solidarietà per tutta la vita, scambio. Sentite come racconta. Durante il mio periodo di apprendistato al sistema delle file, una volta chiesi perché dovevamo lasciare un sasso nella fila per il formaggio e andare a piazzare un barattolo
in quella per il cherosene, dato che nell'una e nell'altra nessuno era avanzato di 1 millimetro. Fu allora che appresi che le code potevano durare un giorno intero e a volte protrarsi anche per una o più notti. Perciò era essenziale attribuire a una sporta, a un contenitore o a un sasso delle dimensioni giuste parte dell'onere dell'attesa che altrimenti sarebbe toccato a te. I segnaposto lasciati in fila venivano monitorati con attenzione e a turno i partecipanti si occupavano di garantire che le sporte, i barattoli, i sassi rappresentativi non venissero spostati inavvertitamente o rimpiazzati da altri non autorizzati. Nei rarissimi casi in cui il sistema di reciproco controllo falliva, scoppiava il caos e le code diventavano violente, brutali e ancora più interminabili. La gente discuteva con foga di sassi che sembravano identici, retine spudoratamente sostituite da un sacco di juta, taniche di cherosene divenute di colpo grandi il doppio. Un comportamento ligio alle regole o la disponibilità a far fronte comune con gli altri davanti a un'infrazione poteva segnare l'inizio di alleanze durature. Nel giro di poco, un vicino incontrato in coda o uno sconosciuto con cui ti eri alternato nella sorveglianza degli oggetti segnaposto si tramutava in un amico fidato su cui poter contare in ogni sorta di avversità. Se l'anziano di casa si ammalava e serviva un sostituto per badare ai bambini, se a metà dell'impasto di una torta di compleanno scoprivi di non aver finito lo zucchero, se ti serviva qualcuno con cui scambiare la tessera annonaria, perché in dispensa avevi una scorta eccedente di una cosa ma eri rimasto a corto di un'altra. Gli amici e i vicini erano la nostra rete di mutuo soccorso. In caso di bisogno bastava bussare alla loro porta, in qualsiasi ora del giorno o della notte. Se non avevano ciò che chiedevi, ti offrivano un'alternativa. Se non potevano prestarti l'aiuto necessario, raccomandavano un'altra famiglia potenzialmente in grado di dare una mano. Ecco, la Ipi spiega, no? Sì, io sono cresciuta negli anni '80 in un regime isolazionista, comunista, che mi privava della libertà, ho scoperto dopo, però c'è qualcosa che rimpiango. Anche paradossalmente fare la fila e condividere le cose con gli altri e non, come poi ho imparato, pensare soltanto a se stessi. Una delle figure che la maestra insegna ad amare a Lea è questo zio Enver Hoxha, il leader del partito. E quando nel 1985 Enver Hoxha muore, è una tragedia per la nostra Lea Ypi, perché lei avrebbe voluto conoscerlo, era una bambina di 6 anni e lei lo idolatrava e avrebbe voluto tanto conoscerlo, ma la maestra le dice: senti, l'aldilà non esiste, esistono solo le cose che si fanno sulla terra, il ricordo che si lascia, non illuderti, non potrai conoscere il tuo idolo. E lei chiede disperatamente alla famiglia: teniamo una foto di Enver Hoxha in salotto? Ma la famiglia elude il discorso, perché non può dirle chiaramente: siamo dissidenti, non siamo amanti del partito. Ma quando lei a voce alta continua a dire: forse la mia famiglia non ama il leader, la famiglia si preoccupa moltissimo, perché lo vediamo anche oggi con quello che sta succedendo in Russia, che cosa vuol dire essere dissidenti, mettersi all'opposizione, no? È appena uscito un libro di Vera Politkovskaja, la figlia di Anna Politkovskaja, che è morta proprio il giorno del compleanno di Putin perché era una giornalista libera. Quindi non si poteva
come accade in questo libro, esprimere in maniera chiara e palese la propria opposizione, si doveva stare zitti. La solidarietà che abbiamo visto all'interno delle file, delle code per ottenere le cose, veniva sempre compromessa e minacciata. Da cosa? Beh, per esempio, pensate un po', noi beviamo la Coca-Cola, buttiamo la lattina, ci dà anche fastidio, la mettiamo nella differenziata, no? Invece per una persona degli anni '80 in Albania possedere una lattina di Coca-Cola vuota significava avere un pezzo d'arte che in qualche modo differenziava casa mia da casa tua. A quel tempo, dice a pagina 68, le lattine di Coca-Cola erano una rarità e ancora più rara era la conoscenza della loro funzione originaria. Perciò erano diventate uno status symbol. Chiunque riuscisse ad accaparrarsene una la collocava al posto d'onore in salotto, di solito su un centrino ricamato sopra il televisore o la radio, spesso fianco a fianco con la foto di Enver Hoxha. Senza la lattina di Coca-Cola, le nostre case erano tutte uguali, stesso intonaco, stessi mobili. La lattina operava un cambiamento sostanziale e non solo in termini di arredamento. L'invidia si insinuava tra noi, sorgevano diffidenze, la fiducia reciproca saltava. La mia lattina, aveva esclamato la mamma in casa dei papas, degli amici che avevano conosciuto in fila, dove era andata a restituire il mattarello chiesto in prestito a Donica e dopo aver scorto il prezioso orpello rosso in bella mostra sopra il televisore. Cosa ci fa lì? Aveva domandato a Donica. La compagna Papas aveva strabuzzato gli occhi, come se non riuscisse a mettere a fuoco l'indice puntato di mia madre o non riuscisse a credere a quello che stava vedendo. È mia, aveva dichiarato con orgoglio. L'ho appena comprata. Io l'ho appena comprata, aveva ribattuto la mamma. E guarda dove è finita. Stai dicendo che avrei rubato la mia lattina? Era sbottata Donica, piantandosi davanti alla mamma con aria di sfida. Sto dicendo che la tua lattina in realtà appartiene a me, aveva replicato lei. Ne era seguito un litigio senza precedenti, cominciato davanti al televisore, ma poi sfociato in strada, dove le due avevano continuato a scagliarsi insulti e agitare mattarelli sotto gli occhi di tutti. Donica urlava che mia madre era soltanto una borghese camuffata da insegnante e mia madre ribatteva che Donica era soltanto una contadina travestita da impiegata delle poste. Alla fine avevano convocato una testimone per la lattina, una vicina che lavorava alla manifattura di tabacchi aveva confermato di aver venduto la lattina a Donica il giorno dopo che mia madre aveva comprato la sua. A quel punto mia madre aveva offerto le sue scuse, ma Donica e il marito Mihal si erano talmente offesi da rifiutarsi di accettarle. Avevano voltato le spalle ed erano rientrati in casa e da quel giorno avevano smesso di chiamare i miei dalla finestra per invitarli a bere il caffè la mattina. Insomma, ciò che viene dall'Occidente corrompe persino le più solide amicizie. La lattina. La lattina è il paradosso, no? Perché ricordiamoci che, lo dice Lea più volte, la maestra a scuola insegnava che tutto ciò che venisse dall'Occidente veniva dall'imperialismo, da chi sfrutta, da chi insegue soltanto la ricchezza, da chi emargina le minoranze, quindi dal nemico. E addirittura
la maestra insegnava in queste scuole, le maestre insegnavano a diffidare dello straniero, a non accettare le caramelle, i chewing gum, perché potevano essere come dei cavalli di Troia, insomma, potenzialmente pericolosi. Esisteva, veramente c'è ancora, ma esisteva allora un hotel, l'Adriatic a Durazzo, che addirittura divideva la zona con una sorta di trincea, la zona frequentata dagli albanesi e la zona frequentata dai turisti. Sentite come racconta Lea. Scuola c'era stato insegnato a non interagire con gente diversa da noi. Se incrociavamo i turisti, dovevamo cambiare strada e mai e poi mai in nessuna circostanza dovevamo accettare ciò che offrivano, in particolare le gomme da masticare. Mi raccomando, non fidatevi dei turisti con le gomme da masticare, ripeteva sempre Nora, la maestra. A volte da lontano avvistavamo i bambini che d'estate arrivavano sulla spiaggia davanti all'Adriatic, l'hotel per stranieri. Una lunga trincea scavata nella sabbia separava la nostra spiaggia dalla loro, ma non c'erano trincee nell'acqua, così io e i miei cugini andavamo a nuoto nella loro fetta di mare e poi ci esibivamo in salti e capriole per richiamare la loro attenzione. A volte cantavamo una filastrocca in inglese che avevamo imparato, ba ba black sheep, storpiando la pronuncia, ba ban black sheep any you. Loro restavano a fissarci con un'aria tra il perplesso e l'inorridito e a quel punto i miei cugini mi incitavano a salutarli in francese. All'inizio io non volevo saperne e non perché la maestra Nora ci aveva detto di non parlare ai turisti. Non ritenevo che la regola valesse anche in acqua, dove comunque non era possibile scambiare le gomme da masticare, ma perché il francese continuavo a odiarlo. Se conoscerlo era davvero un merito, allora perché gli altri mi prendevano sempre in giro? Non mi sembrava giusto che mi chiedessero di parlarlo solo quando c'erano di mezzo i turisti. Non mi va, protestavo. Quelli mica li conosciamo, vedrai che manco rispondono. E poi come lo sapete che sono francesi? Magari vengono da un'altra parte. Ma i miei cugini dicevano che ero una vigliacca, un coniglio, e per dimostrare che non avevo paura mi spremevo un ça va? I bambini stranieri continuavano a fissarmi inebetiti. Provavo con ciao e loro alzavano gli occhi al cielo. In mancanza di meglio sfoderavo la mia unica frase di tedesco. Woher kommen Sie? Da dove venite? Avrei fatto meglio a chiedere dove state andando, perché tipicamente era allora che levavano le tende. I miei cugini dicevano: visto? Li hai spaventati, dovevi sorridere. Vi prego, tornate indietro, li imploravo io sottovoce, guardandoli sparire dietro grandi teli multicolori. Odiavo vederli scappare in quel modo e odiavo loro per non avermi risposto, ma soprattutto odiavo me stessa per aver ceduto alle pressioni dei miei cugini. I figli dei turisti avevano giocattoli appariscenti e insoliti, talmente diversi dai nostri, che a volte ci chiedevamo se fossero davvero giocattoli. Sguazzavano sulla battigia, sdraiati su materassini gonfiabili, decorati da personaggi mai visti. Avevano secchielli e palette di forme strane ed esotici oggetti di plastica di cui non conoscevamo il nome. Avevano anche un odore diverso, un profumo allettante, come una droga, che ti metteva voglia di inseguirli e abbracciarli per ispirarlo più a fondo. Sapevamo sempre quando era sulla spiaggia, perché l'aria della nostra parte si riempiva di un sentore alieno, un miscuglio di fiori e burro. Chiesi alla nonna che cosa fosse e lei spiegò che era l'odore della cremato solare, un liquido bianco e denso che i turisti usavano per proteggersi dalle scottature. Da noi non c'è, disse.
noi usiamo l'olio d'oliva, è più sano. È un esempio, no, di quanto l'Albania anni '80 fosse chiusa e fosse addirittura impedito il contatto, no, con questo virus esterno chiamato nemico, cioè straniero, cioè imperialismo. E però, quando proibisci una cosa, certamente se proibisci una cosa, chi è all'interno cercherà di procurarsi quella cosa. E non parliamo solo di lattine di Coca-Cola, ma di informazioni. E in questo caso il tentativo disperato delle persone era di conoscere comunque quello che avvenisse al di fuori dei confini. E come si faceva? Con la TV. C'erano 2 stazioni che, racconta l'autrice, facevano capo, una si chiamava Daiti e una Directi. Erano 2 stazioni, regolando l'antenna avevi la possibilità con una di avere un segnale stabile, ma vedevi tutta nebbia. Con l'altra un segnale che andava e veniva e vedevi un po' meglio. Allora c'era il papà di questa ragazzina che passava le domeniche, specialmente quando sapeva che c'era una partita, disperatamente cercava di regolare l'antenna e doveva scegliere quale stazione, no? Scelgo la nitidezza o la stabilità. Ma la cosa che mi ha fatto sorridere è che loro cercavano veramente questa stabilità del segnale televisivo per sentire cosa? Le notizie su Papa Giovanni Paolo II, Albano e Romina Power, Sanremo, Toto Cutugno, che quell'anno, nell'anno 90, vinceva l'Eurofestival. Perché l'avete sentita Lea Ipi da bambina come conosceva bene l'italiano e lo parla ancora? Perché si imparava l'italiano e si conoscevano le notizie attraverso Sanremo, attraverso l'Eurovision, attraverso le canzoni di Toto Cutugno. Quindi un po' abbiamo avuto, diciamo, l'assaggio di quello che è stato negli anni '80 il crescere di una bambina all'interno di un paese isolazionista. Ma quando Enver Hoxha muore nell'85, il successore, sotto la pressione di quelle manifestazioni, democrazia, libertà, dovrà concedere le prime elezioni libere nel 91. In quell'anno 90, però, la gente che sente che può cominciare a uscire dall'Albania, che prima era sempre stata chiusa, tenta i viaggi della speranza. Chiedo allora adesso di vedere un altro filmato. Dictatura proletariat, ecco è Deu. Socialist, 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 socialist.
L'autrice racconta che cosa è avvenuto negli anni 90-91. Innanzitutto c'è stato un primo tentativo in marzo dell'agente albanese, quando ha sentito che poteva uscire dalla chiusura, e sono stati accolti quelli che venivano in marzo del 91, perché comunque si consideravano vittime, no, di una chiusura che avevano subito. Ma poi nell'agosto è accaduto un fatto che ha preoccupato gli italiani. Praticamente una imbarcazione che veniva da Cuba, portava zucchero e l'avlora, a Durazzo si era fermata per riparare un motore, e il capitano fu assalito da un gruppo di albanesi armati che gli imponevano di fare rotta verso l'Italia, verso Brindisi. Quella nave poteva contenere 3.000 persone e arrivò a contenerne 20.000. Il viaggio durò 7 giorni, nonostante, pensate, tra la parte più a est del nostro paese e la parte più a ovest del loro ci siano 71 chilometri di distanza, perché l'imbarcazione era già disastrata, in più 20.000 persone a bordo. Quando è arrivata a Brindisi, il capitano ha avuto l'ordine di andare verso Bari. E quando poi avete visto le immagini, la gente si buttava in acqua, era agosto, ci sono state anche persone che sono morte di crepacuore, e la maggior parte sono stati rispediti indietro. Ecco perché dice la IPI: ma che valore può avere il diritto di uscire se non hai quello di entrare? E com'era che i muri e il filo spinato, giudicati tanto riprovevoli quando servivano a trattenere la gente all'interno, erano diventati legittimi adesso che lo scopo era tenerla fuori? L'Europa, dice ancora, era come un lungo tunnel con luci sfavillanti e frecce lampeggianti all'imboccatura e un buio sempre più fitto all'interno. Non solo, ma la transizione dal regime comunista alla occidentalizzazione è costata moltissimo all'Albania, perché le persone non erano pronte a fare ingresso in un sistema liberale e liberista, e quindi hanno cominciato, per esempio, a investire tutti i loro soldi, anche impegnarsi le case, su delle piccole società assicurative che però poi sono fallite. E quindi questa gente si è ritrovata senza niente, e per riavere indietro quello che aveva perduto ha cominciato a armarsi di coltello e Kalashnikov. Nel 1997 c'è stata una vera e propria guerra civile, e lei Ipi dice: io allora avevo 18 anni, dovevo fare la maturità, per giunta mia mamma e mio fratello sono partiti per l'Italia con una di queste navi. Mia mamma, che era una che sapeva di matematica,
era una veramente abile scacchista, si è ritrovata a fare la badante. Mio padre, che invece è rimasto in Albania, si è trovato a dover licenziare suo malgrado della gente, perché la Banca Mondiale diceva: tu devi licenziare le persone, c'è crisi, e questo diceva: ma sono persone, non sono cose. E quindi lui, nutrito da ideali socialisti, non riusciva a operare in tal senso. Quindi coltelli, Kalashnikov, battaglie, proprio si girava col rischio di morire da un minuto all'altro, famiglie divise, e chi arrivava in Italia ben presto si trasformava in un delinquente oppure si dava, se donna, alla prostituzione. Ecco perché l'AIPI conclude dicendo: il mio mondo è tanto distante dalla libertà quanto quello da cui i miei genitori avevano tentato di fuggire. Il mio mondo intende dire quello che abita oggi, britannico, ma per lei vuol dire occidentale. Il mio mondo è estraneo alla libertà, esattamente come quello da cui tentavano di fuggire i miei genitori. Entrambi sono lontani da quell'ideale, ma i rispettivi fallimenti hanno assunto forme specifiche, e se non sapremo capirle, resteremo divisi per sempre. Per questo ho scritto la mia storia, per spiegare, per riconciliare e per proseguire la lotta. Lei vuole dire: io sono sicura che quel regime in cui sono cresciuta da bambina fosse un regime chiuso, errato, impediva la libertà, però per esempio aveva la solidarietà tra le persone. Quello di oggi in cui vivo, l'Occidente, in quel caso Londra, è sicuramente un sistema che mi permette di essere libera, ma ha anche dei limiti: l'individualismo, la mancanza di collaborazione, e comincia anche a esserci un prepotente fenomeno di astensionismo. Racconta Lea Ypi: le ultime elezioni prima di quelle libere del 91 in Albania furono nel 1987. Allora la gente in Albania si alzava la mattina presto, faceva una fila lunghissima per andare a mettere la croce sul Partito Democratico. Ce n'era uno solo, e solo dei candidati che erano quelli previsti dal partito. In quel caso la gente si alzava la mattina presto, al buio addirittura. Oggi noi siamo in un sistema libero e non andiamo più a votare. E con questo chiudo. Funziona? Grazie Stefania, grazie mille. Vai tranquilla. Anzi, se vuoi rimanere seduta qui, ci sono 3 sedie giuste per Piero e per i 2 intervistati, quindi se ti fa piacere, come vuoi. Bene, adesso dietro le quinte si stanno preparando per, per l'intervista. Come avete visto negli scorsi appuntamenti, adesso avremo da una parte un rappresentante della generazione Z, non so esattamente in che anno sei nato, 2000, ok? E dall'altra un rappresentante della generazione Boomer, il signor Paolo Bradalotti, che è laggiù, ma che invito a raggiungerci qui. Piero è pronto. Spostiamo un attimo. Io ne approfitto di questo momento anche per ringraziare Piero Dal Poz, che ha curato le 4 interviste. No. Mettendosi alla prova con una cosa nuova che magari non aveva fatto così frequentemente. Assolutamente. Io ringrazio di nuovo voi, perché oggettivamente Ecco. a 22 anni è una sfida che non tutti, come dire, a cui
A cui non non tutti direbbero di sì. possono sottoporsi. Bravo, esatto. E l'ha Quindi- fatto anche molto bene, perché le domande preciso che le ha pensate lui autonomamente, facendo anche un po' una ricerca, analizzando i romanzi, e quindi complimenti, grazie. Quindi i miei intervistati di oggi, prego. David, ok. David e Paolo. Io Esatto. lascio... Esatto. No, venga qui vicino, prego. Allora, oggi tema, come dire, stuzzicante, se non altro anche per me. Io preciso che questa è stata l'intervista che mi sono divertito di più a preparare, quindi sarà bello. Ora, la libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero. La maggior parte di voi avrà riconosciuto in questo le parole di La libertà di Giorgio Gaber. Ora, Giorgio Gaber ci diceva cosa per lui era la libertà qua. Cos'è per voi essere liberi? Iniziamo subito con una domanda difficilissima. Pensatori più illustri di me hanno provato a dare una risposta difficilmente riuscendoci, quindi proverò solamente Tienilo a dare soltanto un poco più lontano. un'opinione personale. Molto spesso la libertà, come è stato anche citato prima, viene riconosciuta un po' nella libertà di fare determinate scelte. Condivido parzialmente. Il poter fare determinate scelte non è sempre sinonimo di libertà. Le scelte possono essere influenzate più o meno. Ne abbiamo visto un esempio lampante adesso in determinati sistemi politici o in determinati momenti storici. Scelte apparentemente libere possono in realtà celare un'illusione di libertà, e quindi la difficoltà è capire qual è il limite tra la mia reale libertà e l'illusione che ho della libertà. E ammetto di non sapere la risposta, di non avere la risposta di questa cosa qua. La cosa che mi viene in mente, forse per differenziare la libertà di fare delle scelte, uno slancio ad anche una visione di libertà che vorrei vedere applicata, che molto spesso non c'è nella nostra società e secondo me è indicativa, è la libertà dell'errore. La libertà dell'errore non è spesso contemplata, ma è quella che secondo me dà più l'idea di ciò che realmente ci si aspetti in una determinata società a cui ambiamo. E è una società che lascia libere le persone di fare le proprie scelte anche quando sbagliate, quindi una società, diciamo, non punitiva da questo punto di vista. E seconda cosa, e chiudo, forse per me personalmente la libertà è anche la capacità di lasciare libertà a qualcun altro, è proprio il punto fondamentale di una convivenza sociale. La libertà, non avrei libertà se fossi da solo in questo mondo, la libertà è strettamente legata alla convivenza con altre persone. Non so se funziona. Non so se funziona. Sì. Adesso sì. Perfetto, grazie. Allora, beh, è un po' difficile perché l'altra persona... scusami, ti chiami? David ha già detto molte cose. Mentre lui parlava, mi è venuta un'idea che per me, insomma, orienta moltissimo le mie scelte e quindi anche il mio concetto di libertà di poterle fare, eccetera. Libertà, secondo me, è poter vivere come desidero senza fare del male agli altri, senza creare dei problemi agli altri e soprattutto avendo molta attenzione alle problematiche altrui, che per me possono sempre insegnarmi qualcosa. Io sono
un docente, sono molto condizionato dalla mia attività che svolgo da decenni. Sono un docente di latino e greco, insegno al liceo classico e moltissimi anni fa mi colpì un frammento del poeta e legislatore, quindi uomo politico anche, Solone, il quale recita io invecchio imparando sempre molte cose. E quindi imparare molte cose prevede un confronto con gli altri, prevede rispettare gli altri, ascoltare gli altri, considerare che tutti possano insegnarmi qualcosa e forse pensare che anch'io posso insegnare qualcosa a qualcuno. Ecco. Questa per me è l'idea della libertà, fondamentale. Ecco. Ok. Secondo voi è più importante il pragmatismo o l'idealismo quando si pensa a come migliorare il mondo? Domande terribili. Riuscire a fare in modo di poter fare entrambe le cose, agire in maniera rispettando un ideale, ma rendendosi conto che questo ideale per essere realizzato e quindi per poter essere vissuto deve essere fatto in maniera pragmatica, ossia in maniera positiva, facendo in modo che il nostro ideale si realizzi. Questa è la cosa importante. Poter vedere che un ideale è stato condiviso e quindi è stato trasmesso bene, quindi si è potuto realizzarlo, beh, dà un valore particolare alla convivenza e quindi alla partecipazione di tutte le persone, insomma, all'ideale, secondo me. Concordo sul... Guarda che questo microfono, ok. Concordo sul dover cercare una mediazione tra il pragmatismo e l'idealismo. Diciamo che, a mio avviso, mi ritengo una persona... Alcuni anni fa mi ritenevo una persona molto più idealista di adesso. L'età avanza. No, scherzo. Guarda che qui ti prendono a male parole, Sì, te lo so. dico. Il grande problema dell'idealismo, nonostante alcune idee mi piacciono molto, a parte la realizzazione pratica, ancora torniamo prima, c'è differenza tra Marx e poi il suo tentativo fallito di costruzione sociale, è che gli idealismi hanno sempre un po' la dicotomia tra bene e male, molto... c'è sempre questa cosa, ma perennemente nelle nostre conversazioni, nelle nostre analisi politiche, c'è sempre il male da una parte, il bene dall'altra, argomento attuale, anche se non voglio scendere in questo tipo di cose, ma molto spesso gli argomenti, soprattutto di politica internazionale, sono molto più complessi di una semplice bene e male da una parte. E la domanda? Mamma mia. Ma chi è che l'ha chiamato? Sì, no, ho risposto. E quindi bisogna cercare, per chiudere, l'idealismo può essere un punto di riferimento, ma bisogna avere la consapevolezza che sia tale, cioè come essendo un ideale, bisogna partire con la consapevolezza di non poterlo raggiungere. E poi da lì, diciamo che è un limite tendente a idealismo, ma dobbiamo essere consapevoli di non poterlo raggiungere. Ok. Ora, domanda a risposta veloce questa. Siete mai stati legati invece a una particolare ideologia nella vostra vita? No, io no. Come mai? Voglio sapere perché. Perché mi sembrava di non essere libero. Perplesso, forse data la mia giovane età non ho potuto vivere a livello storico nel mio paese movimenti grossi di idealismo e quindi puramente a livello storico posso simpatizzare con determinate idee o con altre idee e diciamo che no, su questa domanda mi trattengo. Per fortuna. Allora,
tutta la mia vita ho visto delle rivoluzioni fallite in nome di un sogno, un grande sogno. L'Unione Sovietica, la Cina, la rivoluzione vietnamita, la rivoluzione cambogiana, sempre queste rivoluzioni fatte fuori. Risultato, una grande povertà sia materiale che spirituale. Allora forse è il momento di pensare che la sola rivoluzione che è possibile fare è quella dentro di noi. Ora, questo è uno dei miei autori preferiti, io lo chiamerei quasi idolo, che è Tiziano Terzani. Lui ha commentato sostanzialmente una vita passata a fare reportage, infatti, in cui ha visto appunto queste cose, e diceva, alla fin fine l'unica cosa che possiamo fare è cambiare noi stessi, neanche prima noi stessi e poi gli altri. No, se ognuno deve cambiare se stesso se vogliamo fare una vera rivoluzione. Condividete? Condivido, nel senso Terzani è Terzani, quindi diciamo che la risposta è un po' contenuta nella domanda, come ci insegnano i professori. Una persona qualunque. Tranne nelle versioni di greco. Esatto. E non tutte le rivoluzioni sono fallite, ma sì, credo sia fondamentale fare prima di tutto un'analisi interiore, anche perché alla fine la vita la viviamo, chiaro, in una dinamica sociale, in comunità, con degli affetti, con delle relazioni, ma le scelte che prendiamo possiamo essere sì condizionati, ma alla fine la scelta la prendiamo sempre noi. Siamo noi che facciamo l'atto estremo, no? Quando uno dice, alla fine, quando si muore soli, ma può essere, la morte è semplicemente uno dei grandi cambiamenti che nella vita ci è chiamati a fare, e quindi credo di sì, che il cambiamento interiore, la rivoluzione interiore possa essere un mezzo per l'ottenimento di una grande rivoluzione. Poi si può aiutare altre persone ad effettuare una rivoluzione propria, ma alla fine è sempre la persona che sceglie. Beh, aver citato Terzani, aver citato le sue parole, insomma, mi trova ovviamente d'accordissimo. Penso alle parole che Terzani dice come esito del suo viaggiare in luoghi diversi, conoscendo persone diverse, conoscendo un se stesso diverso. Terzani, come Stevenson, ad esempio, l'autore dell'Isola del Tesoro, che in uno dei suoi libri di viaggio, che sono meno conosciuti dell'Isola del Tesoro o di Dr. Jekyll e Mr. Hyde, dice: io viaggio al di fuori del mio paese, aveva grossi problemi di salute, quindi è riuscito a strappare un po' di anni di vita emigrando dalla Scozia. Io viaggio al di fuori del mio paese e al di fuori di me stesso, cioè del me stesso che conoscevo, e questo mi sembra qualcosa di molto, molto positivo, cioè il viaggio come occasione inesauribile di conoscenza di sé, oltre che di visione di luoghi, insomma. Andiamo avanti. Cos'è la politica per voi? Più ampio possibile. Oggi mi sono svegliato bene quando ho fatto queste domande. L'hai scritta con la P minuscola o P maiuscola? Facciamo che puoi decidere se è la P grande o la P piccola. Piero oggi si è scatenato con queste domande. Deve, giustamente. Oh, mi hai chiamato per questo, se no... Hai ragione. P grande. P grande, il massimo raggiungimento che ogni persona dovrebbe inseguire, nel senso, essendo l'uomo un animale sociale, un animale politico, essendo la sua, proprio per struttura biologica, predisposto ad un'aggregazione di simili, non può
esimersi dal cercare di ottenere un funzionamento migliore, egualitario, possiamo scegliere l'ideologia che... no, possiamo scegliere il sistema che preferiamo, ma in qualche modo l'uomo è portato a scegliere un sistema per governarsi, per amministrare la propria comunità. E facendo ognuno di noi parte di quella comunità, io credo che ognuno debba fare politica, e non sto parlando della politica istituzionale, non si parla di cariche, si parla di politica con la P maiuscola, e quindi io credo che ognuno nella propria misura, con le proprie capacità, con la propria predisposizione, debba, e non possa, ma debba collaborare, debba aiutare per lo scopo comune. Questa è la P grande, la P piccola, aprite qualsiasi quotidiano e lì ve la spiegheranno meglio. Beh, la politica, secondo me, la politica, quella con la P maiuscola o P minuscola, secondo me non fa molta differenza, perché è l'ideale che contiene, insomma, l'ideale tradotto in pratica è quello di essere al servizio delle persone, vale a dire, una volta ricevuta una nomina all'interno di un'elezione, cercare di mettere un po' in secondo piano se stessi come individui e cercare di girare tra le persone ed ascoltare le persone, ascoltare tutte le loro problematiche, cercando di tradurre questo pluralismo in un ideale unico. Insomma, questo secondo me è la cosa fondamentale. Naturalmente immagino sia difficilissimo, io non ho mai fatto politica, sono molto individualista. Ho cercato sempre di ascoltare le persone e attraverso il mio lavoro cercare di essere positivo, facendo in modo che anche le persone fossero convinte di ciò che fanno e sapessero ciò che fanno e cercassero di migliorarsi, insomma, no? È un po' questa l'idea. E questo loro miglioramento poi ricadesse su tutti, perché politica, insomma, contiene l'idea dell'essere al servizio di tutti, del fare qualcosa per tutti, insomma. Per me questo è un ideale molto forte. Ora, guardandoci intorno, noi diciamo che con tutti i difetti possibili e immaginabili viviamo in una democrazia. Voi direste che è sopravvalutata o è sottovalutata la democrazia? Come concetto, esatto, oppure la democrazia in cui viviamo, la democrazia che cambia le nostre vite tutti i giorni. E si ritorna sempre lì, nel senso i concetti, la democrazia è un concetto che noi poi abbiamo cercato di adottare come sistema di governo, ma il punto è sempre lo stesso, è fatto di persone, cioè il sistema funziona con le persone e di conseguenza la positività di questo progetto e la sua, diciamo, qualità è strettamente legata all'operato di queste persone che operano in essa. La democrazia, ti direi, non è né sopravvalutata né sottovalutata. Ti posso dire che è sopravvalutato o sottovalutato l'operato di alcune persone che lavorano in questa democrazia o che dovrebbero garantirne il funzionamento. E parlo anche dell'elettorato, non solamente delle cariche istituzionali. Come abbiamo citato, come è stato detto prima, l'affluenza alle elezioni è in calo drastico da molti anni. La politica non riesce, trova difficoltà ad intercettare per svariati motivi, non c'è un motivo solo, l'interesse e la partecipazione del proprio popolo, ma non è un problema della democrazia, secondo me, è un problema di come vengono, di determinate scelte, nel senso è un problema storico. Si fanno delle scelte, ci sono delle conseguenze e bisogna essere bravi a trovare
il proseguo di questo. Io penso che l'abitudine sia qualcosa di molto comodo e di qualcosa su cui moltissime persone si adagiano, ovviamente compresi i politici. L'abitudine porta a reiterare sempre gli stessi atteggiamenti, sempre le stesse idee, è sempre un certo modo di vedere gli altri, se stessi, un po' porta un po' all'egoismo, ecco, questa è un po' l'impressione. Io vado sempre a votare, ecco, non mi sogno di astenermi dall'esercitare il mio diritto costituzionale, perché secondo me è importante. E sono molto preoccupato del fatto che ci sia un astensionismo così grande. Ecco, questo sì, secondo me è una sorta di malattia, ecco, che tutti dovremmo cercare di curare, tutti, a cominciare da noi stessi, ovviamente. Allora, nel libro si parla anche di guerra. Ora, noi in Europa, con la fine delle guerre dei Balcani, pensavamo di aver chiuso con la guerra. Pensavamo, con anche una certa dose di ragione, che ormai eravamo riusciti a estirparla dal nostro continente rendendolo uno strumento inutile e uno strumento obsoleto. Poi purtroppo un anno fa, letteralmente un anno fa, è scoppiata una guerra alle nostre porte e abbiamo scoperto che non era una cosa così da relegare al passato, che anzi era molto più attuale di quanto ci piace ammettere, considerato che tra l'altro ci sono almeno decine di altre guerre al di fuori dell'Europa in tutti i giorni. Ora, io vi chiedo semplicemente una risposta breve. Pensate che fosse un'illusione eradicare la guerra in un continente? O era un'idea che ci si poteva pensare? Hai accettato tu di venire? Sì, no? Provo io? Era un po' idealistico pensare che conflitti non ci avrebbero più toccato, perché certi problemi di fondo, di natura sociale, di natura economica, non erano stati risolti. E quindi una potenziale crisi sì, poteva verificarsi. Certamente non ci pensavamo, non eravamo abituati, però sì, io non voglio scendere nel dettaglio, insomma, secondo me ci sono delle contraddizioni di cui la IP si è reso conto e ha detto giustamente, c'erano delle contraddizioni che sono delle minacce, sono delle piccole minacce, insomma, anche per la democrazia nostra e quindi per un confronto con altri sistemi politici o con altri modi di pensare che non sono state risolte. Allora, provo a dire questa cosa qui. Parla piano. Piano, ma perché tengo troppo vicino? Esatto. Ok. Allora, qui farò un discorso generazionale, o meglio generazionale, una percezione dai miei 23 anni che sono sicuramente molto più o meno distanti dalla platea che ho di fronte. Io ho sempre vissuto anche non voglio parlare per generalizzare per la mia generazione, ma anche confrontandomi con dei miei coetanei, io sento di aver vissuto una staticità della storia impressionante. Sono nato in una società di un determinato tipo, sono cresciuto in un determinato modo e adesso sto vivendo sempre all'interno di questa società e in questa società europea che dalla fine della Seconda Guerra Mondiale ha aperto gli occhi rispetto a questo incubo terribile che ha fatto con la ripromessa di non voler più cadere in quell'incubo, dimenticandosi però che noi andiamo a dormire tutti i giorni e che l'incubo è lì incombente come qualsiasi altro sogno. Di conseguenza
io sono cresciuto con questa idea, la guerra, boh, sono cose del passato, sono cose che ci sono negli altri continenti, sono cose che non mi toccheranno mai. Cavolate, cavolate. La guerra non... Scusa, adesso mi fermo un attimo perché la guerra è una delle dinamiche che hanno regolato la storia dell'umanità in senso negativo, naturalmente, ma si può... L'errore secondo me qual è stato? È giustissimo, è lecito, è doveroso lavorare per impegnarsi a non ripetere determinati errori, a non creare nemmeno le situazioni che potrebbero portare a determinati errori, ma ciò che è stato fatto, secondo me, è anche il bah, se non me ne occupo, Beh, magari non torna. Quindi un po' di lasciarsi andare da questa finché la musica prospettiva. suona, noi balliamo. E finché la musica suona, noi balliamo, intanto la nave affonda, no? Come la scena del Titanic. E quindi secondo me questa cosa qui, l'errore che recrimino un po' alla società in cui vivo è stato che fino all'anno scorso, ma no, ma cosa vuoi, la guerra? Esistono ancora le armi? Cioè si può sparare ancora e non si possono ancora portare i carri armati sul suolo. C'era, secondo me, parlo sempre dalla mia prospettiva generazionale, c'era un po' questa cosa qui, ma non accadrà mai, è impossibile. E invece è accaduto e tutti quanti, no, oddio, la guerra, come se fosse una cosa nuova. Ma la guerra non è per nulla una cosa nuova, c'è sempre stata e non faccio il proseguo, ma insomma è un po' implicito. Visione un po' drastica, però nel senso... Vabbè, nel senso. Devo riprendermi un attimo. No, nel senso c'è. Tu beh. Allora. Nel nostro paese possiamo, diciamocelo molto onestamente, c'è sconforto, sfiducia e disillusione quando si parla di politica e cambiare le cose, perché così, cioè, non prendiamoci in giro. L'autrice invece, in un'intervista che mi era guardato, diceva io volevo dare un messaggio di positività alla fine, un po' un messaggio di ottimismo alla fine del libro. Voi condividereste il sentimento dell'autrice, ovvero come dire, l'ottimismo in contrasto in contrasto alla sfiducia che ci pervade? Sì, lo condividerei. Bisogna, nonostante tutto, essere ottimisti, cercare di impegnarsi per modificare le cose, migliorandole. Sì, io sono ottimista. Anch'io sarò breve in questa, 100% condivido, si deve essere ottimisti, altrimenti finisco di vivere domani e basta, nel senso ci vuole sempre una prospettiva, un'ambizione, nonostante il mondo metta a dura prova la nostra, e qui parlo proprio da rappresentante generazione Z, mette a dura prova il nostro ottimismo e la nostra fiducia che pian piano si assottiglia riguardo a certe tematiche, riguardo a certe promesse infrante. Certo, certo. E ora, per l'ultima volta per quest'anno, io chiedo a voi, come alle altre persone che si sono sedute al posto vostro, vi chiedo di dire una cosa positiva del presente e una cosa positiva del passato. Voi ridete perché oggi, ovviamente c'eravate anche le altre volte, però... Prego. Una cosa positiva del presente, ma a livello politico, a livello di vita In generale, una cosa che per fortuna che c'è oggi è una cosa di ieri, che peccato che non c'è più. Alla prima posso rispondere, speriamo di non ricevere uova o pomodori o cose del genere. Essere vissuti contemporaneamente e vedere le conseguenze della visione, secondo me, geniale, positiva, insostituibile di Steve Jobs e delle sue creazioni. E qui
e una parte di me l'ha inventato lui. Una cosa negativa che non c'è più oggi, qui sono più in difficoltà, ammetto. Certe cose non saprei, delle cose che non ci sono più, non lo so, le cose che mi... L'ottimismo, la partecipazione, la volontà di essere e di fare, forse molte persone tendono a così, non mettersi in gioco, a non voler cercare comunque di fare qualcosa per gli altri, per sé, di avere ottimismo, di volerlo fare. Ecco, secondo me questa cosa, sì, forse ce n'è un po' di meno rispetto a tempo fa. Sì, peccato, quei tempi erano belli. Io una parte rispondo per esperienza personale, l'altra non per esperienza personale, perché questo passato di cui sta parlando Piero non l'ho visto. E mi sento di racchiudere sia la cosa positiva che la cosa negativa in un unico concetto. Quando lo nominerò potrà sembrare strano, ma cercherò di argomentarlo. Il punto fondamentale di rivoluzione, secondo me enorme, è Internet. Internet perché? A mio modo di vedere, Internet è una delle più grandi rivoluzioni sicuramente dell'era moderna e forse anche della storia dell'umanità, ma in senso lato, non pensiamo Internet solamente il nostro telefono, cioè è anche quello, ma cerco di spiegarmi meglio, partendo un po' indietro. Abbiamo, tempo limitato, ti prego. Sì, tempo limitato. No, perché io lo conosco, quindi lo tengo a bada, ok? Tempo limitato, prometto. Internet perché? Internet l'ho scelto come punto positivo della società in cui vivo e punto allo stesso tempo negativo della società in cui vivo, quindi bella la società senza Internet, bella la società con Internet, nel senso poi ognuno fa le proprie considerazioni. Ha cambiato la percezione della vita di tutti. E cambiare le percezioni, è il cambio di percezione che è quello che realmente, cioè anche la velocità con cui ha cambiato questa percezione. Sì, una mutazione antropologica. Esatto, è proprio una mutazione antropologica di come noi viviamo la nostra esistenza. Parlando sempre di percezioni, il mondo è più piccolo con Internet. Il mondo è sempre uguale, cioè la dimensione fisica del mondo è sempre la stessa, le distanze fisiche sono sempre le stesse, ma noi le percepiamo più piccole in funzione della velocità con la quale riusciamo a spostarci da un punto all'altro. Oggi, allora, io e Piero siamo partiti da Venezia questa mattina per venire qui e nella nostra idea di giornata c'era ok, prendo un treno, un'ora e mezza e arrivo a Pordenone, arriviamo per pranzo, bla bla bla. 2 secoli fa, pensare di farsi Pordenone, Venezia, era aspetta che mi preparo perché qua stiamo fuori la notte, facciamo tutta una cosa. E questo è un cambio fondamentale. Qui non c'entra prettamente internet, ma è più o meno sullo stesso piano. L'informazione ha questa cosa qui. E quindi è tutta la percezione che noi abbiamo del mondo, la percezione di come noi vediamo le relazioni è totalmente cambiato. È totalmente cambiato. E anche chi rifugge e tenta di rifuggire da alcune dinamiche che Internet ha ormai imposto, è pienamente invece vincolato a queste dinamiche. È un cambiamento, una rivoluzione alla quale non possiamo sfuggire. Non c'è via di scampo. In positivo, l'informazione, la velocità di informazione, la possibilità di arrivare a portare determinati contenuti in qualsiasi zona del mondo, il sistema di soccorsi, per esempio, ma adesso non mi viene neanche di citarli tutti quanti, ma la nostra percezione è totalmente cambiata, per poi non citare il fenomeno dei social network che ha cambiato
era di che prima si pensava, appunto stiamo parlando di boomers contro generazione Z, è sempre stata una cosa, i social network solo dei generazione Z, i giovani, ma vi assicuro che ultimamente le cose si sono un po' invertite. Adesso posso fare un sondaggio? Quanti di voi hanno un social network, che sia Facebook, WhatsApp è un social network? Perché se nessuno alza la mano, No, ci no, fai una ma figura. non ci faccio una figura. WhatsApp è un sistema di social network, Certo. Certo. ok? E a livello perdonatemi questa cosa, ma a livello di dati, la vostra fascia generazionale era quella che fino a 10 anni fa era la più lontana da queste dinamiche, adesso invece siamo tutti coinvolti in questa cosa qui. E quindi niente, scusate per questo test, questo gioco. Mi sarebbe piaciuto vivere un po' di tempo senza tutta questa velocità. Grazie mille a tutti che siete venuti a questi incontri, grazie ai nostri ospiti. Aspetta, facciamo assolutamente parlare Laura, mi raccomando. Veramente molto intensi. E neanche noi non ci immaginavamo proprio forse così originalmente intensi e pacati. Un grazie soprattutto a dove è andata, a Stefania Savocco, che alla prima puntata ha detto sarà la mia ultima puntata. Faremo proprio in modo che non lo sia, perché credo che veramente a livello del nostro territorio, ma anche oltre, non troviamo una persona con tale professionalità e sensibilità per accostarci alla lettura di libri. Un grazie anche a Eleonora Boscariol, perché la scelta dei libri in realtà è stata fatta da Stefania insieme ad Eleonora, e anche un ringrazio a Eleonora per questa idea di coinvolgere, lascio da parte la generazione, ma la generazione Z, che poi non sa dove arriva Z, ma insomma questi 4 ventenni più Piero, che ci hanno veramente più Piero, che credo con non poca fatica, ma si sono rivelati veramente molto, molto concreti e molto anche capaci, molto sapienti, ma anche molto capaci di mettersi in discussione, e questo credo sia veramente un momento importante per ogni generazione, soprattutto questa cosa di ci hanno anche loro insegnato a guardarci oltre nel momento in cui noi di generazione più antica siamo lì che un po' ci guardiamo e ci confrontiamo sulle magagne, ma anche i più giovani si guardano negli occhi e, come ha detto lui, sono di una staticità un po' impressionante, no? Quindi questi 4 pomeriggi non sono stati momenti statici, e credo che da lì ci venga un certo ottimismo. Ecco, io, non per citare un altro libro oltre a Terzani, ma per me, alla mia età, un libro fondamentale era stato non tanto Le Petit Prince, ma Terre des Hommes, dove sono le francesiste qui, di Saint-Exupéry, che dice basta guardare, cioè l'amore, l'andare avanti non è guardarsi l'uno negli occhi, ma guardare verso uno scopo comune. Ecco, questo scopo comune, che lo chiamiamo politica, che lo chiamiamo avere un'idea di cambiare i nostri stili di vita, un'idea di cambiare in meglio, qui è emersa, insomma, e quindi diamoci una puntata di ottimismo anche noi, di dire qualcosa possiamo cambiare se ci mettiamo tutti quanti a cambiare noi stessi, ma anche cambiare noi stessi rimane un pochettino troppo intimistico, no? Se non riacquistiamo questo valore, lui l'ha chiamato della solidarietà, della socialità, della politica. Per dire questo vi invito, perché adesso abbiamo messo a punto altri 3 appuntamenti di giovedì di aprile, che credo che saranno veramente molto belli. Rientrano, questa era la nostra serie IRSE di Narratori d'Europa. La serie IRSE che facciamo di solito tra marzo e aprile fa parte della cultura economica. Rifiniamo il 3° anno un po' di questo discorso di storia di economia che abbiamo fatto su memoria del Novecento e squilibrio attuale, e abbiamo dato un filone quest'anno che è ripensare il capitalismo. Cioè il capitalismo del Novecento, che ci ha portato
tanta crescita ma anche tante disuguaglianze, e 3 focus li faremo, li abbiamo decisi un po' con i professori, i nostri consulenti. Saranno 3 focus particolari, uno sulla parità di genere, cioè 3 nodi in cui, cioè non è solo un nodo femminista, ma è il nodo chiave su cui si vede lo sviluppo, uno sviluppo diverso. L'altro è logicamente la transizione ecologica, la sfida ambientale, e l'altra è la distribuzione del reddito, cioè il rivedere un welfare e partendo dalla ridistribuzione del reddito. Ci sembrano tre appuntamenti che li abbiamo messi a punto abbastanza in maniera precisa, con begli interventi di economisti, però richiederemo un po' interventi anche di giovani, magari giovani attivisti per la questione femminile, giovani attivisti per la questione ambientale, e insomma appuntamento altri 3 giovedì, il 6, il 13 e il 20 di aprile. E grazie veramente a tutti voi e ci uniamo al grazie. E Stefania veramente ha avuto un periodo anche molto intenso a scuola e quindi la ringraziamo ulteriormente di quanto ci ha dato. Grazie. Andiamo a salutare adesso. Ah no, aspetta. Mi sono rimesso la giacca sopra. A posto? Sì, sì, eravamo così anche ieri. No, ma in realtà è che per queste cose mi sono moderato io, perché sennò sono peggio di me. Mi hai chiamato come moderatore, ti sei salvato per me come ospite.